chiare, l'Italia ragiona con la propria testa. Ed ora vediamo come la Cina ribatte alle accuse di Trump. Andiamo in diretta a Pechino dove c'è la nostra Giovanna Botteri. Giovanna. Qui si è ripreso a lavorare dopo le vacanze del 1° maggio, immediata la secca risposta del governo cinese. Se Pompeo ha delle prove le mostri, in realtà non le mostrerà perché non c'è nessuna prova. Ancora più secca la risposta dell'ambasciatore cinese alle Nazioni Unite che dice nessuna inchiesta internazionale finché la battaglia contro il coronavirus nel mondo non sarà conclusa. Dalla Cina si ripete quello che dicono gli scienziati, che il virus ha origine animale e non è nato in questo laboratorio, che è il laboratorio di Wuhan, dove peraltro si continua a lavorare 24 ore su 24 per trovare un vaccino. Un segno positivo, questo, i ragazzi di Wuhan che tornano sui banchi di scuola. Per il momento sono i ragazzi più grandi, quelli delle superiore, non è ancora annunciato quando arriveranno quelli delle elementari e delle medie, ma già è un segno di normalità in questa lotta contro il coronavirus. A te la linea.